Aumenta il numero delle domande di trasferimento presentate dai docenti in Veneto. Rispetto allo scorso anno, un incremento di 1463 richieste. Questo anche perché il nuovo contratto ha esteso questa possibilità ai genitori con figli fino a 16 anni e ai docenti con genitori di età superiore a 65 anni, a patto di essere residenti nello stesso comune in cui si chiede di essere trasferiti. Nessuna fuga di docenti, precisano dall'ufficio scolastico regionale, ma trasferimenti per chi ne ha diritto, un aumento previsto dunque, ma il problema è un altro. Il dato allarmante è che noi qui abbiamo, le parlo del Veneto, tanti posti vacanti perché, ripeto, fare l'insegnante per i veneti non è più appetibile. A fronte, ecco, dei 1.400 euro di stipendio, i giovani preferiscono dedicarsi ad altro, quindi a lavori magari che sono socialmente più riconosciuti, più valorizzati e sicuramente stipendi più alti. La provincia con l'aumento maggiore di richieste di trasferimento è Treviso. Nella Marca, infatti, l'anno scorso erano stati 806 i docenti che avevano chiesto di cambiare sede, mentre per il prossimo anno scolastico saranno diventati 1115. Aumenti rilevanti anche a Venezia, con 1015 domande, e Vicenza con 1141, tutte province che erano ben al di sotto delle 1000 richieste. A Padova si è passati da 748 a 1005, mentre Verona è in assoluto la provincia con più richieste, 1190. In proporzione, notevole l'incremento anche a Rovigo e Belluno, dove si è passati da circa 200 a quasi 300 domande. Poi non è detto che ci riescano a tornare a casa, le regioni del sud hanno i posti pressoché saturi per molti insegnamenti. Magari ci provano ma non ci riusciranno. Qualcuno ci riuscirà, altri no, e dovranno rimanere qui. In tutte le province del Veneto c'è questo problema. Ecco, semmai la provincia più vuota è Belluno, data naturalmente dalla sua situazione di zona montana. Di certo, a causa della caduta demografica, con 9.000 alunni in meno in Veneto, le cattedre in ciascun comune diminuiranno.